Eccoci qui, siamo in compagnia con Grazia Azzolin, designer, presidente della Commissione Cultura del Comune di Castelfranco Veneto, nonché giurata della terza edizione del Premio Letterario Prunola. Ma Grazia Azzolin ha già fatto parte della giuria del Premio Letterario fin dalla sua prima edizione, quindi le chiedo cosa ne pensa di questo concorso e come è andata finora? Buongiorno a tutti intanto, e cosa dire di questo concorso? Nel 2016 è comparso come una sfida e riempiendo anche un attimo di vuoto culturale che c'era nel panorama castellano. È nato come una sfida ed ha avuto subito un incredibile successo, penso anche grazie al team e alla motivazione di chi lo ha costruito. Parlo dell'editore Traldi, parlo di Alessandro Coppo che lo coadiuvava ed è stata una felice sorpresa per Castelfranco e devo ammettere, con estremo piacere da lettrice incallita ho fatto parte della giuria dalla quale ho avuto notevoli soddisfazioni. Quindi i giurati hanno il compito di leggere e valutare le 20 opere finaliste, almeno 20 opere che arrivano in finale. È un'esperienza impegnativa, stimolante? Beh, come ho detto anche prima, è una esperienza gratificante perché vieni a conoscere un panorama letterario a te sconosciuto, in parte di inediti, e soprattutto dove vedi potenzialità diverse. Ho apprezzato tantissimo l'evoluzione qualitativa nelle due sessioni del premio. Tant'è vero che dal primo al secondo ho visto un graduale, diciamo, ma interessante aumento dell'interesse delle tematiche affrontate e anche delle capacità descrittive, letterarie dei partecipanti. Quindi un premio in netta evoluzione che sto seguendo con molto piacere. E che quindi continuerà ad evolvere. Cosa si aspetta allora dalla terza edizione? Ma allora non c'è il 2 senza il 3, immagino che ci sarà un'ulteriore crescita, mi auguro anche a livello partecipativo. Perché? Perché è un premio che nasce a Castelfranco da un team giovane, nasce ex novo con un titolo che riguarda un prodotto locale d'eccellenza del nostro territorio, quale appunto il liquore Prunola. Ha tutte le caratteristiche per diventare un caposaldo del panorama culturale della nostra città, quindi non posso che augurarmi che aumenti la partecipazione, soprattutto a livello giovanile, e anche la considerazione generale nei confronti di quello che è uno degli eventi forse ormai più attesi nel panorama culturale della nostra città. Ma allora qual è la sinergia tra l'amministrazione, quindi il Comune di Castelfranco, e l'organizzazione del premio? Mi pare che anche già nell'ultima edizione abbiamo guardato a questo premio con la massima attenzione e la massima collaborazione. Quello che può essere un impegno personale è quello di continuare a sostenere un'iniziativa così importante per la nostra città. È importante perché? Perché l'insieme di iniziative culturali che si vedono all'orizzonte danno, diciamo, il peso di quanto vivace sia culturalmente questa città. Riuscire a dare una struttura e una vision a tutte queste iniziative culturali nel loro insieme vorrebbe dire finalmente far decollare a livello nazionale il centro di Castelfranco che ha così tante potenzialità. Questa è una cosa che ritengo che il premio Prunola possa alimentare in maniera diretta ed efficace. Quindi gli orizzonti della cultura a Castelfranco si stanno ampliando, e in che direzione stiamo andando? È positiva questa evoluzione? Come ho detto prima, gli fermenti culturali che si notano in città sono tanti e molteplici e posso solo auspicare a un futuro brillante e attrattivo
per quello che riguarda il nostro territorio, ecco, dal punto di vista culturale. Quindi direi che sono ottimista. Bene, e con tutti questi stimoli ci ritroveremo allora alla finale, alla cerimonia di premiazione, che ricordo sarà il 7 aprile al Teatro Accademico. Posso fare un'ultima nota, appuntamento al quale diciamo sarà difficile addirittura trovare posto, per cui invito già tutti a farsi avanti, ecco, perché l'ultima edizione ha visto un teatro accademico strapieno, con gente interessatissima che a fine concorso non si alzava dalle sedie, o dalle poltrone, segno che la serata era stata stimolante, divertente e costruttiva, quindi invito tutti già a occupare i posti se già sono a disposizione.